Guerre dei pugni e forze d'Ercole. Su alcuni ponti di Venezia, che fino alla caduta della Repubblica erano quasi tutti privi di parapetti, in epoca di carnevale si consumavano delle vere e proprie battaglie a mani nude fra le due comunità più antiche e numerose della città, i Castellani e i Nicolotti, che avevano addirittura un modo diverso di vestire: sciarpa e berretto rossi per i Castellani, neri per i Nicolotti. Tra le due fazioni, che erano suddivise su per giù dal Canal Grande, esisteva infatti un forte senso di rivalità. Sopra il ponte dei Pugni a San Barnaba e quello di Santa Fosca a Cannareggio in particolare, noterete ancora impresse le orme, dove i lottatori poggiavano i loro piedi per dare inizio al combattimento, che finiva immancabilmente in un carnaio di corpi sul ponte e in acqua, fino a che una delle due fazioni conquistava il territorio dell'altra. Meno cruente, ma ugualmente pericolose e spettacolari, erano le forze d'Ercole, prove di abilità e coraggio con le quali le squadre si misuravano nel costruire delle vere e proprie piramidi umane, facendo salire i propri uomini l'uno sulle spalle dell'altro. Il bambino, che generalmente veniva fatto salire sulla cima, poteva costituire anche l'ottavo piano di questi edifici viventi. Le cronache ci hanno tramandato alcuni nomi di queste raffigurazioni: la Bella Venezia, la Gloria, il Colosso di Rodi, la Cassa di Maometto e molte altre. Oggi queste manifestazioni sono state sostituite dalle non meno vigorose regate, che da maggio a settembre perpetuano, nella sfida tra Sestieri e altre zone della città, una rivalità che non si è mai completamente estinta. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.